Primo Timoteo, capitolo 1. Indirizzo e salute. Io, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio e Salvatore nostro, che è Gesù Cristo, che è la speranza nostra, scrivo a Timoteo, figlio mio, ovvero in da fede. Potesse Dio, Padre nostro e Gesù Cristo, Signore nostro, arrapicare ancora a te la grazia, la pietà e la pace. A minaccia le false dottori. Quando partite per chiedere da Macedonia, da raccomandare i romani a Efeso, romani all'ancora, te prego, perché non stanno alla certa che stanno facendo imparare dottrine favole e tu comandi a loro che la fornessero una volta per sempre. Ringe pure che non si pigliassero pure tutte quelle storielle che fa l'era repate loro, perché che sono cose che servono solo per fare chiacchiere e per far piano poche aria a lingua e non servono a niente perché la salvezza che Dio ci sta facendo conoscere per mezzo della fede. Quello che ti raccomando è solo l'amore che nascesse rinda un cuore giusto e santo, rinda una buona coscienza, rinda una fede assai franca. Certo sono arrasata rinda a quella via e si stanno perdendo rinda e chiacchiere che non servono a niente. Questi pretendono essere master alla legge di Dio. La verità invece è che loro non solo non capiscono niente e tutte quelle che dicono, ma che dicono pure che ha tanta sicurezza. Certo, noi sappiamo che la legge è una cosa buona. Sì che essa viene usato come ad essere usata. Non ti scordare che la legge non è fatta per quelli che si comportano buono, ma per tutti quelli che si comportano malamente. La legge serve per quelli che sono fetienti e fanno nascere a revuote, per infame e per peccatura, per tutti quelli che non lavoriscono a Dio e non mettono in pratica tutte quelle che è giusto e santo innanzi a Dio, per quelli che accirano il lato, per quelli che accirano il padre o la mamma, per tutte quelle persone che camminano in schifezze e per tutte le fissate della carne, per quelli che accattano e vendono la gente, per tutti quelli che dicono bugie e per tutti quelli che fanno giuramenti favole, per non da portare a lungo, per tutti quelli che vogliono contro a una sana dottrina. Che questa dottrina sana si trova solo in Vangelo del Signore, che è stata consegnata a me perché viene rinda in mano di Dio, che è benedetto e chi ne rolia. Ringraziamento per la conversione. Voglio ringraziare Gesù Cristo, Signore nostro, che mi ha giudicato rigna e fede, perché non solo mi ha dato che la missione è predicare il Vangelo, ma mi staranno pure la forza da portare a finitura. Io prima avevo parlato assai malamente di essa, l'avevo insultata e mi ero messo contro essa. Dio invece ha avuto pietà di me, perché Tana stava ancora arrasata rinda la fede e non sapeva manco quello che faceva. E così tutto l'amore del Signore è stato arrappacato che la razza ancora a me, ma ha dato non solo la fede, ma pure quell'amore che viene a Gesù Cristo, facendomi campare sempre unita a essa. Questa è una parola certa e degna di essere accettata da tutta la gente. Cristo è venuto in coppa a sta terra per salvare tutte le peccature. E io sono prima tutte le peccature, e proprio per questo Dio ha avuto pietà di me. Perché Gesù Cristo mi sta serendo a me per prima tutta la pazienza sua, per una sempre a tutti quelli che rinda alla benì, crederanno in essa e avranno pure loro che è la vita che viene a rinda a Dio. Nanzi a chi Dio è unico che non si può vedere, nanzi a chi il Re eterno che non muore mai, nanzi a se stessa, tutta l'onore e la gloria nostra per sempre. Amen. Timoteo, in fronte a responsabilità. Timoteo, figlio mio, ti lascio tutte queste raccomandazioni, a ricordare tutte quelle che i profeti della Chiesa hanno detto in cuore a te. Perché a regate rinda a quelle parole, tu potessi combattere che la guerra buona, che la fede e con una coscienza buona. Certo non hanno voluto sentire la coscienza a loro e hanno fatto rovinare tutta la fede a loro. E per tutte queste ci stanno Imeneo e Alessandro. E l'hanno consegnato rinda in mano loro moglie. E così si impareranno a non parlare più contro Dio.